tiramisù pandoro, al pandoro. Lo so, non è tempo di pandoro. Ma mi è stato richiesto, quindi l'ho preparato. Devo andare a cena stasera e sembrava brutto, quindi per assaggiarlo con voi, perché si fa la prova assaggio prima di portare un dolce, ho preparato uno piccolo qua e così ho fatto l'assaggio prima di andare. Noi lo prepariamo insieme. Andiamo. Ci prepariamo prima la crema, separiamo i tuorli dall'albume e li dobbiamo pastorizzare. Quindi ho messo acqua e zucchero e lo portiamo a temperatura. Ecco qua, è arrivato 122. Va bene lo stesso. Lo dobbiamo aggiungere piano piano. Una volta che abbiamo montato le uova, aggiungo il mascarpone e faccio lavorare. A questo punto aggiungo la panna per dolci fredda da frigo e faccio montare. Eccola pronta la crema. Prendiamo il nostro pandoro. Viene da ridere perché noi dobbiamo pensare per i dolci di Pasqua e c'è ancora questo pandoro in G, quindi lo dobbiamo consumare. Io lo faccio a fette. Ho messo un po' di crema sotto e iniziamo a mettere il nostro pandoro così. Ecco qua e ci mettiamo un altro po' qua, così. Io ho preparato già del caffè, è freddo ed è amaro e bagniamo a piacere così. Io ne sto facendo sempre uno piccolo che dopo lo assaggiamo insieme. E ultimamente ho trovato questo sistema qua perché non posso aprire tutti i dolci che poi devo portare. Sembra brutto. Ci facciamo un altro strato, bagniamo di nuovo col caffè e poi chiudiamo. Cacao amaro, anche qua. Ecco qua, questo qua io lo metto una mezza giornata in frigo, ma anche se sta di più non succede niente.